quello cominciai con prodotto su rischi santi donau sonori e partecipai a questo nostro congresso e appunto sì, a parlare anche una considerazione di lavoro. Potevo cominciare con Francisco Pala, del subordinamento dei repubblicani sardi, Torra, che è presente e poi venni a questionare. Grazie. Allora, che dire, abbiamo iniziato un percorso un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, adesso non ricordo precisamente. Nell'ottica di questo percorso ci eravamo detto tutti reciprocamente, in maniera molto chiara, quali sarebbero stati i ruoli e quali sarebbero state le funzioni all'interno di questo processo, e voglio dire, quello che sta succedendo qui oggi è la dimostrazione che quantomeno stiamo mantenendo la parola su quello che ci eravamo detti, nel senso, non stiamo fondando un partito nuovo, non stiamo facendo chissà che cosa, stiamo semplicemente ripartendo da quello che abbiamo a disposizione e ognuno per ora lo continua a fare con i suoi modi, con le sue prassi, con i suoi appuntamenti. Il congresso di un partito in astratto, in generale, è una cosa di per sé sempre da rispettare moltissimo, perché è la dimostrazione pratica del funzionamento democratico di una forza politica, cosa che non si vede spesso ormai, anzi, ne stavamo parlando poco fa, non si vede mai in un congresso, specialmente nelle forze politiche sarde, e quindi io, a nome di Torra, vi porto il saluto e la benevolenza di tutti i sostenitori. Chiaramente qui parliamoci chiaro, non sto venendo a rappresentare chissà che cosa, lo sappiamo benissimo tutti quanti, ci stiamo cercando di riorganizzare. Torra, lo abbiamo detto, non è un partito, non lo sarà, non sarà una lista, non sarà una lista elettorale, non parteciperà alle elezioni. Nasce al servizio del processo che stiamo portando avanti. Ora siamo partiti in 3, IRS, Progress e Torra, perché? Perché partiamo da quello che abbiamo a disposizione, dalla storia che ci accomuna o anche da quella che non ci accomuna, perché per esempio in Torra, ma anche in Progress, sta arrivando gente che non ha condiviso la nostra storia, ma è interessata a questo tipo di dinamica. Quindi io vi porto il saluto di un gruppo di persone che sta già lavorando assieme a voi quotidianamente, grazie a Nicola e grazie a Simone Maudu dalla parte di IRS. C'è una collaborazione strettissima, una collaborazione intima direi, nel senso che la condivisione è totale, ognuno con il suo approccio. Voi avete questo approccio partitico, IRS è un approccio movimentistico che conosciamo, Torra ha un approccio da associazione come può essere Greenpeace, come può essere Amnesty International. Sono 3 modi di vivere la politica che spero e speriamo possano consentire a tutti quelli che vogliono attivarsi di trovare il loro brodo ideale, no? La loro atmosfera giusta per poter riniziare o continuare a essere attivi in politica. Giustamente le riflessioni di Luigi sono giustissime. Qui non è un problema di pessimismo o di positività, è la realtà. Però, voglio dire, se siamo qui, no? Oggi e un mese e mezzo fa a Zuradili, è proprio per questo, nel senso che avvertiamo l'intima esigenza, nonostante tutte le difficoltà generali e personali che ognuno può avere, di ripartire in qualche modo, nel senso di dare un'opportunità. Io penso a mia figlia che si ritrova alle scuole medie, deve subire un lavaggio del cervello, una massa di informazioni devianti, fuorvianti. Ecco, io se devo continuare a vivere in questa terra devo quantomeno non riuscire a cambiare qualcosa, ma quantomeno avere l'idea, la speranza di poterlo fare. E già questo ti salva mentalmente, perché ti fa diventare positivo, ti fa ricamminare a quei 20 centimetri da terra che bastano per essere attraente, perché parlo per me, per 10 anni io sono stato repellente, perché la depressione politica che stavo vivendo allontanava, e
e anche le reazioni, eventuali stimoli politici non c'era da parte mia, nel senso che se qualcuno voleva parlare di politica io glissavo alla grande, no? Anche perché, come la maggioranza di noi qui in questo momento, la nostra priorità non è parlare male degli altri, la nostra priorità è costruire quello che dobbiamo fare noi, a nostro modo, bello, sbagliato, giusto, non interessa, interessa che vogliamo fare qualcosa ora, e questo è il modo che abbiamo trovato. Io vi faccio gli auguri e spero di poter ricambiare a nome di Torra l'invito al primo nostro appuntamento aperto, che spero avverrà quanto prima. Grazie.